Ciao ragazzi, benvenuti tutti in questo nuovo video. Adesso ci troviamo lungo la ferrata sulla terza change del Pont Magagnon e anche se non è una giornata che è andata come speravo, voglio comunque condividerla con voi per condividere un'esperienza, lo trovo veramente importante. Buona visione. Niente, quella placconata sul tratto centrale tutta in libera così mi ha messo in difficoltà. Penso di aver trovato un po' il mio tallone d'Achille. Le change così non mi fa stare tranquillo. Oggi probabilmente anche una giornata no, stiamo scendendo. Questa volta è un no. Ci vediamo giù. Scarpe. Dai, siamo scesi dalla parte diciamo tecnica dell'itinerario, adesso ci troviamo sul sentiero di discesa. Volevo fare alcune riflessioni. Io come mia esperienza ho fatto cose ben più impegnative di questa, mi vengono in mente la Fretta Lipella, mi vengono in mente la Fretta della Memoria, la Col dei Boss, altre cose ben più impegnative, e ho trovato change a mio avviso più strette, più brutte di questa qui. Vedi quella che scende dalla Tofana di dentro per rientrare alla valle passando per il bivacco Baracca degli Alpini, però probabilmente oggi è una giornata no. A livello emotivo forse non ero giusto, non ero pronto, e vedere quella placca lì così inclinata senza cavo per assicurarsi mi ha messo un po' in difficoltà, magari anche perché preoccupato dei compagni che erano via con me. E ripassando poi in discesa in un pezzo che effettivamente era ben peggiore di quello, l'ho fatto senza problemi, cioè veramente le emozioni tante volte fregano. E ripeto, questa è una ferrata che è dichiarata facile, per cui fate conto anche voi con i vostri stati d'animo, con quello a cui siete abituati. La ferrata in sé è veramente facile perché non ha passaggi tecnici, però è esposta e comunque ha bisogno quindi di una certa attitudine a passare in change e passaggi un po' aerei. La montagna è anche questo, la montagna è sapere fermarsi quando ti arrivano i segnali giusti, quando la montagna ti dice di no è no, non bisogna sfidarla, però d'altronde lei è qui dietro
bellissima, non scappa e sicuramente più avanti tornerò a fare le visite a saldare il debito che adesso ho lasciato così in sospeso. La cima no, però. Ah, sì. Ma più un po' quello che hai appena detto. Allora, a gennaio si deve fare il Mulaz invernale in birreria Agordo. L'anno scorso cascate a fare arrampicate siamo visti qua. Praticamente poteva fare qua, adesso le figli così, Montagna anche questo, Ed ecco che dopo un meritato ristoro chiudiamo questa giornata che, sebbene non sia andata come ci si aspettava, è stata comunque positiva, passata in compagnia e ci siamo divertiti. Io spero che questa esperienza comunque possa tornare utile anche a voi, queste riflessioni che ho fatto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!